Giorno 117. Quella di oggi doveva essere una giornata normalissima, anzi una tappa breve perché mi faceva ancora male il ginocchio quando mi sono svegliato. E infatti è con molta calma che sono sceso dalla collina per raggiungere la cittadina di Janes. Dopo colazione il ginocchio stava già meglio, forse mancava un po' di zucchero. E quindi ho iniziato a camminare un po' di più. Ho pensato, potrei raggiungere i ragazzi, magari con la mia calma, so che loro si fermeranno a Ribadeseia, non sono troppi chilometri, ce la posso fare. E quindi ho proseguito lungo le strade delle Asturie. E poco prima di Ribadeseia ho incontrato Jacinto, un altro pellegrino molto simpatico che mi ha accompagnato fino alla cittadina, dove però non sono riuscito a incontrare i nuovi amici e quindi ho deciso di proseguire con lui per accompagnarlo al suo alberghe. E quando infine l'ho salutato, il sole era già tramontato da un po'. E a me mancava ancora un pezzo perché dovevo trovare un luogo dove mettere la tenda. Quindi ho semplicemente continuato a camminare senza rendermi conto di quanti chilometri stessi percorrendo, finché non ho fatto la tappa più lunga del viaggio finora. Il record di ben 45 chilometri.